Monte d'Oro è la tradizione della Guastedda di San Martino, successo per la tappa delle vie del cibo della lunga vita, promossa dal comune di Monte d'Oro in collaborazione con la Proloco e l'associazione Noela Carlotta per la conservazione e valorizzazione del patrimonio gastronomico locale. Questa è un'occasione per far conoscere fuori dai confini locali il nostro comune, per promuovere un prodotto che è quello della Guastedda di San Martino, un prodotto tipico di Monte d'Oro che viene realizzato in tutte le case l'11 novembre. In questo caso abbiamo sfruttato il fine settimana, è l'occasione anche per far conoscere fuori le caratteristiche di questo comune che è il paese dello zolfo e delle stelle, e ne abbiamo approfittato per creare un momento di convivialità e di comunità, con l'occasione anche per anche animata dalle donne dell'associazione Noela Carlotta, che sono il motore di questa iniziativa e che stanno veramente facendo una marea di guastedde per tutta la comunità. Questo è anche un modo per riscoprire quelli che erano i piatti antichi. La guastedda non è altro che la pasta del pane che veniva poi impastata 3 volte e poi veniva fritta, quindi è di una semplicità unica, e da questa pasta poi veniva ricavato questo dolce con lo zucchero oppure con il miele, quindi da un piatto povero ma che è davvero pieno di gusto, e che è la riscoperta che le cose buone stanno nella semplicità.